Salve, tifosi del Napoli. Oggi affronteremo un tema cruciale che sta facendo molto discutere: la situazione di Victor Osimhen nel club azzurro. Il giornalista Paolo Condò ha fatto un'analisi molto dura sul quotidiano Repubblica, evidenziando la gravità di questa situazione di stallo. Vuoi saperne di più su quello che sta succedendo? Lascia un like, iscriviti al canale e andiamo subito al sodo. Paolo Condò non ha usato mezzi termini quando ha parlato della situazione di Osimhen al Napoli. Secondo lui, la società si trova in una posizione difficile, pagando al giocatore uno stipendio milionario senza che lui sia in campo per giustificare l'investimento. L'infelice prestazione di Osimhen, unita alle dure critiche di Antonio Conte, non fa che rafforzare l'urgenza di risolvere la questione. 2 mesi di stipendio sono già stati pagati e il club non può andare avanti così all'infinito. Un altro punto sollevato da Condò è la clausola rescissoria di 130 milioni di euro, che finora nessuno è stato disposto a pagare. Il PSG, che inizialmente sembrava la destinazione più probabile per Osimhen, non ha fatto offerte concrete che si avvicinassero a quella cifra. E anche con il recente flirt di Lookman, si prevede che qualsiasi offerta del PSG sarà ben al di sotto delle aspettative, mettendo De Laurentiis in una posizione difficile: accettare un'offerta più bassa o ottenere un giocatore costoso in tribuna. Infine, Condò sottolinea la posizione di Antonio Conte. Il tecnico ha già chiarito di voler utilizzare Osimhen, ed escludere il giocatore non è un'opzione praticabile. Se il Napoli non riesce a vendere l'attaccante a un prezzo soddisfacente, Conte deve essere libero di farlo giocare perché, in fondo, stiamo parlando di un giocatore che ha il potenziale per fare la differenza in campo. Allora, tifosi, come vedete questa situazione? Il Napoli dovrebbe accettare un'offerta più bassa per Osimhen o insistere sulla sua clausola rescissoria? E il ruolo di Conte in questa storia, come può utilizzare al meglio il giocatore? Lasciate le vostre opinioni nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento sul Napoli. Forza Napoli e alla prossima!